il caffè più antico del mondo. A Venezia, sui muri delle case, è ancora possibile leggere il nome del caffettier, retaggio di tempi in cui questa particolare bevanda, la cui diffusione non è peraltro mai venuta meno in Italia, finì per costituire un preciso fenomeno di costume. Il primo a menzionare il caffè in Occidente fu anzi proprio un veneziano, Gianfrancesco Morosini, ambasciatore a Costantinopoli, che nella sua relazione al Senato del 1585 racconta come i turchi usassero di bere un'acqua nera bollente, che dicono di cavare da una semente che si chiama ancavè, e affermano avere la facoltà di far stare l'uomo svegliato. Già nel 1683, sotto le procuratie, aveva aperto una prima bottega da caffè all'insegna dell'arabo. Ben presto, nella sola piazza San Marco se ne contarono una trentina, fra cui il Florian, aperto nel 1720 da Florian Francesconi all'insegna della Venezia trionfante. Oggi il Florian è il caffè più antico del mondo. Muoversi tra le sale del Florian significa muovere dei passi dentro la storia. Tra queste mura sono passate le più conosciute personalità di sempre, veneziane e non. Le botteghe da caffè divennero infatti ben presto luogo di ritrovo e di convegno letterario. Gaspare Gozzi vi vendeva la sua Gazzetta Veneta, che fu uno dei primi giornali nati in Europa, ma furono anche luoghi di prostituzione, di spionaggio o di cospirazione patriottica, come avvenne nel 1848. Il caffè Florian fu anzi cuore della rivoluzione e quartier generale dei rivoltosi, che nelle prime concitate ore del 22 marzo 1848 iniziarono a portare i loro feriti all'interno del caffè. Ancora oggi, sulle colonne davanti al caffè, è possibile leggere ciò che i patrioti stampigliarono quel giorno: Viva San Marco, viva la Repubblica! Lo stesso Daniele Manin pronunciò un discorso memorabile, e non lo fece dalla loggia di Palazzo Ducale, lo fece dal Florian, salendo su un tavolino e arringando la folla da questa posizione. Oggi al Florian si può più tranquillamente prendere il caffè senza bisogno di salire sui tavoli, ma si può farlo ancora più consapevolmente, sapendo da quanta storia si sia circondati mentre si sta al tavolino. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.